Ci saranno più pensioni perché uno deve lavorare fino a 65-70 anni, 75 anni perché l'età avanza, eccetera, eccetera, per cui chi è che verranno colpiti sono sempre pensionati, umili operai e lavoratori. Faccio l'operaio, un muratore, dicono che dovrei andarci a 67 anni con il bastone però. Più che la pensione, nel futuro vedono ancora il lavoro. Chi oggi ha comunque la fortuna di avere un'occupazione dovrà rivedere i propri programmi. Stando alla riforma previdenziale elaborata dal ministro Elsa Fornero, si potrà andare in pensione solo dopo aver maturato 41-42 anni di lavoro. Ma quali saranno i riflessi del provvedimento ad Agrigento, città che il Sole 24 Ore relega in basso nella classifica per la qualità della vita, costituita prevalentemente da lavoratori del pubblico impiego, del terziario, privato e tanto precariato? Ne abbiamo parlato con il direttore dell'INPS, Gerlando Piro. Abbiamo 102.000 pensioni per l'intera provincia, parlo del settore privato perché il settore pubblico se ne occupa l'INPDAP. Anche questo decreto ha previsto di accorpare l'INPDAP con l'INPS e quindi diventerà un unico polo, diciamo, previdenziale con i regolamenti di attuazione che si devono fare entro il mese di febbraio, entro 60 giorni dal 31 dicembre. Quindi significa che cambierà anche il sistema e quindi cambiando il sistema, non avendo più il sistema contributivo, retributivo e misto e il sistema delle quote che è la somma tra età e contributi versati, quindi si va a diminuire, diciamo, il quantum di pensione da corrispondere e si allungano anche i tempi per andare in pensione. Quindi l'effetto qual è? Che rimanendo in servizio ancora per altri anni significa che chi vuole accedere nel mondo del lavoro evidentemente trova delle difficoltà perché se parliamo sempre di pubblico impiego e terziario, diciamo come nel nostro caso, come la nostra provincia, quindi se c'è un'azienda che ha un lavoratore che deve ancora rimanere, sicuramente quell'azienda non assumerà. Sommiamo, diciamo, le collaborazioni o chi ha la fortuna di trovare un lavoro dipendente a 30 anni, fate voi i conti se ci vogliono 42 o 43 anni di contributi, quindi si arriva a 73-74 anni, quindi scompariranno di fatto le pensioni di anzianità di servizio e rimarranno soltanto quelle di vecchiaia. L'INPS di Agrigento in questo periodo sta intensificando i controlli per individuare i falsi invalidi civili con visite di accertamento mirate. La CGIL le ha definite una persecuzione. Per il direttore Piro è necessario invece andare a fondo e i risultati, spiega, danno ragione all'istituto. 160 l'INPS ha ragione. In questo piano di verifiche viene fuori un 25-27% di persone che si vedono revocata la pensione che ritenevano un diritto acquisito. Evidentemente noi andremo come istituto a colpire o vorremmo colpire e colpiremo i falsi invalidi. Può capitare che qualche situazione evidentemente può non essere vista in questo modo e nelle sedi opportune evidentemente noi dimostreremo e la parte dimostrerà quali sono le situazioni. Nessun accanimento, noi cerchiamo i falsi invalidi, non cerchiamo di sopprimere le pensioni e di revocare la pensione all'invalido.